Allora, siamo in compagnia del coordinatore, della coordinatrice, adesso non so, per non vorrei... Coordinatrice. Coordinatrice, della coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Danielis, che ringrazio per essere tornata nostra ospite. Grazie a voi. Danielis è anche consigliere circoscrizionale in quinta? In sesta. In sesta. Quali sono i confini della sesta per capire? San Giovanni, Chiadino, Rozzol, più o meno Okay, quindi... individuano. Okay, Diciamo che partiamo da metà di Via Giulia e arriviamo a Longera, poi a Catinara e giù. Quindi salite verso Sì. il cubone del... Il cubone è dentro. È dentro. Invece l'ospedale è fuori. L'ospedale è fuori. Meglio avere a che fare con il cubone o con l'ospedale? Diciamo che entrambi sono problematici per una serie di ragioni. Il cubone non è più solo un problema sociale, comincia a diventare anche un problema edilizio, perché la struttura è invecchiata, avrebbe bisogno di una serie di interventi e ormai sono tanti anni che si parla di centralizzare il riscaldamento piuttosto che fare le microcaldaiette, eccetera. Sarebbe da fare uno studio serio su come gestire una struttura di quelle dimensioni fatta in quel modo, perché ha problemi di isolamento, ha problemi di gestione. Adesso hanno smontato uno dei ponti perché era troppo costosa la manutenzione, perché è troppo in alto, no? Sì, ma così isoliamo anche le ali fra di loro, cioè già è una cittadella fortificata, in più non si passa neanche all'interno, insomma, avrebbe bisogno di un ripensamento, ecco. Senta, consigliere, ci aiuti un attimo a comprendere una cosa. È notizia di ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, è stato rinvenuto uno scheletro, sì, in un edificio abbandonato nella zona, diciamo così, della ex stazione di Montebello, eccetera. Questi edifici non utilizzati, eccetera, diventano anche problematici perché come posso dire, è anche quasi inevitabile che poi vengano scelti da senza tetto per cercare rifugio, eccetera, posto poi che sia di un senza tetto, siano di un senza tetto i resti che sono stati ritrovati. Andiamo per ipotesi, però certamente, mettiamola così. Diciamo che è un po' troppo presto per fare delle ipotesi su chi fosse la povera persona che hanno trovato lì e perché sia morta lì, per cui è presto, però bisogna anche dire che l'edificio diroccato abbandonato è un fenomeno abbastanza fisiologico nelle città. È difficile immaginare una città che riesca perfettamente a riutilizzare o sostituire tutto il tessuto edilizio man mano che si deteriora. Non credo che ci siano degli esempi, non saprei. E certo è che noi abbiamo dei fenomeni abbastanza strani, nel senso, faccio un esempio sciocco, ma cioè, fuori stavo pensando alla caserma di Via Rossetti. Quando l'esercito è uscito dalla caserma di Via Rossetti e l'ha lasciata allo Stato, la caserma era in perfette condizioni. Non solo, era stata ristrutturata da poco in molte parti. Certo che se sono io, chiedo scusa, è partita una sveglia, solo che se tu la lasci lì per 30 anni è chiaro che poi ti ritrovi degli edifici diroccati. Allora il nostro problema è un po', sono un po' i tempi di esecuzione, i tempi di risposta e la capacità della politica di immaginare a lungo raggio, di darsi degli orizzonti un po' più distanti. Ed è un po' un vizio che nasce da come funziona la vita politica di questo paese. Cioè, il politico ha come obiettivo principale quello di farsi rieleggere. Per farsi rieleggere deve fare delle azioni popolari.
Per fare delle azioni popolari deve avere un raggio molto corto, Sì. deve dare immediata soddisfazione a chi lo sta ascoltando o chi gli sta chiedendo delle cose. E quindi diventa molto difficile avere una visione di lungo termine, perché non è quello su cui sei concentrato. Una delle cose per cui mi piaceva all'inizio, quando ho aderito al Movimento 5 Stelle, era che ti dava 2 mandati. E in questi 2 mandati, Sì. cioè, lì si giocava tutto, no? Per cui il corto raggio lo potevi avere sì e no nel primo, ma già nel secondo, non avendo più prospettive, si presupponeva che avessi voglia di lasciare un'idea, no? E poi evidentemente diventa difficile, perché poi devi fare i conti col fatto che il primo mandato ti serve più o meno a capire dove stai di casa. Certo, sì. E poi col secondo già riesci a essere un po' più, come dire, efficace, no? Sì, certo, capisci le regole, il sì. funzionamento, ma anche della stessa macchina amministrativa comunale, cioè non è semplicissimo, no? Io facevo delle domande molto ingenue nel mio primo mandato, no? Mi domandavo, ma scusate, ma la manutenzione programmata, ma dov'è? No? E tutti mi guardavano e mi dicevano, ma la fa il service? Io guardavo le carte e dicevo, ma il service fa per il 75% straordinario, quella ordinaria, no? E il funzionamento della macchina è un tema difficile da capire. Sì. Però ecco, già che ci siamo, Rossetti è vostra, la zona delle caserme? Un pezzettino, la caserma sì, no, i confini delle circoscrizioni sono complessi. Neanche i confini degli Stati Uniti sono complessi. I confini balcanici. Sì. Un pezzettino sì. Ecco, però il progetto del campus scolastico è un progetto che guarda in avanti. Sì, quello lì è un progetto che guarda in avanti ed è un progetto di complicata realizzazione, nel senso, è un progetto che io sposo. Io l'avevo messo nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle del 2016, ce lo stiamo portando avanti da mo'. È un progetto che io sposo perché riuscirebbe ad avere delle economie di scala pazzesche per le scuole superiori. Cioè avremmo un campus che potrebbe offrire campi sportivi di ogni genere, laboratori di ogni genere, un teatro, una chiesa, tutto dentro, e spazi per centralizzare le segreterie e quindi dare molti più servizi, no? E quindi dal punto di vista del funzionamento scolastico sarebbe l'ideale. Per di più è un parco bellissimo e gli edifici, che erano caserme, sono di fatto facilissimamente trasformabili in scuole, perché le camerate delle caserme sono aule di fatto. E qual è il problema? Il problema è che si trova in cima a Via Rossetti. Con la circolazione automobilistica attuale potrebbe essere un delirio dalle 7:30 alle 8:15 di mattina portare tutti gli studenti della città o quasi lì, no? E però la struttura non ha solo quell'accesso, ci si accede da via Revoltella, ci si accede da via D'Angeli, ci si accede da via Mameli, cioè è un quadrilatero di strade. Quindi il lavoro che va fatto, una volta che si decida di fare il campus lì, che potrebbe essere veramente molto bello, è quello di ripensare completamente la circolazione automobilistica della zona e far sì che questo campus abbia n accessi potenziali, quindi ripensando anche il perimetro, no? Non più solo muro. E in questo potrebbe venire in aiuto il progetto, che però non sto capendo che fine sta facendo, della fiera. E difatti volevo anche dirle, di fronte c'è la fiera. Sì. E perché anche lì c'era un progetto di ripensamento della circolazione automobilistica e di rifacimento della piazza, no? Sì. E quindi mettendo insieme le due cose molto probabilmente si riuscirebbe a trovare delle soluzioni efficaci. Cioè tutto è fattibile, bisogna vedere la tua volontà di realizzarlo al meglio, ecco.
E poi lì c'è una mail, allora si possono mettere delle strisce pedonali nel tratto di strada di via Marchesetti 20 con entrata del Boschetto Farneto. Ci sono anche delle foto che adesso, con la velocità che mi contraddistingue in queste cose, eccolo qua, sarebbe praticamente in questo tratto, di strada. Adesso lo dovremmo vedere. Io lo vedo, ma non riesco a capire a che altezza è. Petti, forse magari in qualche altra foto, questa via Carlo De Marchesetti. Ah, ho capito. È il tratto che dove devono adesso sostituire il pavé col cemento. Ma sì, direi che si potrebbe. Qual è il punto? È che lì a poca distanza c'è il curvone sotto. E non solo, ma è il punto dove girano gli autobus. Quindi è indubbio che si possa fare, ma bisogna far ragionare i tecnici su sta roba, su come realizzarlo, perché anche lì non è mai semplice. Ci sono le regole del codice della strada, c'è l'utilizzo che viene fatto di quel tratto di strada, però perché no? Si potrebbe approfittare del fatto che comunque è imminente il rifacimento di quel tratto di strada per provare a immaginare un attraversamento protetto, sì, perché no? Allora, così tutti gli automobilisti di notte lo centrano, perché dietro la curva non trovi davanti. C'è una telefonata, buongiorno. Dottor Bosazzi, buongiorno a lei. Buongiorno. E ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Guardi, al di là di tutte le difficoltà che hanno le famiglie ogni giorno su tantissime cose, ma la principale è quella economica. Se non erro, l'altro giorno o 3 giorni fa sul Piccolo, sul Piccolo mi sembra che ho letto, 1/4 della popolazione italiana non riesce ad arrivare a fine mese. 1/4 della popolazione italiana ha problemi economici, vuol dire milioni e milioni di persone, e le prospettive non sono migliori per 1000 motivi che voi sapete meglio di me. Adesso io mi chiedo e mi domando, noi qua nel territorio libero di Trieste, che abbiamo delle peculiarità che potrebbero dare sviluppo economico non solamente a Trieste, ma nel raggio di qualche centinaio di chilometri attorno a noi, stiamo tutti zitti? Era scritto sempre sul Piccolo, il ricco nord-est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia in 10 anni le chiusure sono aumentate, i fallimenti del 300% in 10 anni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, a meno che non abbiano scritto. Allora io mi chiedo, non basta l'allegato ottavo, ci sono tutti gli allegati, è legge della Repubblica Italiana e tutti fanno finta di niente. E quando dico che mi sembra di essere in zone pericolose, non voglio usare altri termini, no, mi dicono che loro si dissociano, ma stiamo scherzando? Qua è la cultura del silenzio. Ok. Io spero di una risposta, grazie, Okay. Una buona giornata a tutti voi. Allora. È un pedaggio che dovete pagare. Lo so. Mi ha colpito la costruzione di questo discorso, perché partiamo dicendo 1/4 delle famiglie italiane arranca per arrivare a fine mese. E poi diciamo, sì, ma noi sfruttiamo l'allegato ottavo, ci stacchiamo dalla barca che affonda, ciao ciao bacetti famiglie italiane, e diventiamo la Monte Carlo del nord-est, che mi ha sempre un po' spaventato, perché cioè, se non è successo fino adesso, voglio dire, cioè, evidentemente perché succeda questa cosa ci vuole una concordanza di interessi di vario tipo, politici, geopolitici, economici, finanziari, che fa sì che diventi importante creare un'enclave economica di questo tipo. Io sono
d'accordo col signore che il trattato di pace prevede quelle cose, è vero. E sono altrettanto d'accordo sul fatto che per la gerarchia delle fonti il trattato di pace è il massimo possibile, dovrebbe comandare su tutto. Però sono anche razionale e concreta, perché le cose si facciano è necessario che ci sia un interesse condiviso, che evidentemente non c'è, perché altrimenti sarebbe già successo. E quindi quello che io tento di fare, ma come movimento tentiamo di fare da quasi 15 anni ormai, è provare a dare applicazione a quello che è più semplice applicare. Quindi quando parliamo di porto, l'applicazione delle peculiarità dei nostri punti franchi è una cosa che dovremmo riuscire a realizzare. Siamo arrivati fino a un certo punto, ci manca un tassello che è quello della gestione della discordia con le dogane italiane, e poi dovremmo riuscire a dare applicazione almeno a quel pezzettino lì, sì. che di fatto è comunque una leva economica pazzesca, perché nessun altro punto franco del mondo ha queste peculiarità. E quindi sono d'accordo col signore, ma intanto facciamo quello che riusciamo a fare. Dopodiché sui massimi sistemi possiamo parlare tutta la vita, ecco. Allora, volevo tornare giusto un attimo alla questione polo scolastico, insomma, campus scolastico, eccetera, perché una delle, come dire, opposizioni che arrivano da alcuni partiti della minoranza è quello, dice, lì c'è il rischio però che se porti tutte le scuole in quella zona, poi dopo appunto torniamo al discorso di prima, che cosa succede degli edifici scolastici che vengono, come dire, abbandonati, mettiamola così, che cosa succede anche di tutto quello che ruota attorno a quegli edifici scolastici. Che è il discorso che stiamo facendo anche per esempio per tutti gli uffici regionali che dovrebbero essere spostati in Portovecchio. È vero. Cosa succede? Succede che quell'edificio, allora in un mondo a colori, quell'edificio dovrebbe essere prontamente rimesso sul mercato perché non serve più alla pubblica amministrazione e venduto. E con i soldi vai avanti con la ristrutturazione del campus, banalmente. Sì. Ok? Questo dovrebbe succedere. Dopodiché dipende a chi lo vendi e che destinazione d'uso, perché ogni volta che tu fai questa operazione tu devi cambiare la destinazione d'uso di quell'edificio, che non sarà più scolastico, ma potrà diventare n cose. Allora, sulla base della destinazione d'uso che tu dai a quell'edificio, capisci anche cosa succede dell'indotto. Se quell'edificio diventa interessante perché magari diventa sede di uffici, è chiaro che l'indotto continua a vivere. Certo. Se invece diventa una casa di riposo, no, succede un'altra cosa, ok? O se diventa un edificio di residenziale, succede un'altra cosa, a seconda della destinazione d'uso che tu dai. E la destinazione d'uso dipende concretamente anche dall'interesse che trovi sul mercato. Cioè prima fai un'indagine di mercato, vedi come potresti vendere questo edificio, capisci dove devi orientarti, a quel punto fai una variante di piano, cambi la destinazione d'uso e poi fai una gara e vedi chi lo compra. Cioè è un iter piuttosto lungo. Però fatto con grano salis si riesce a... Sì, si riesce a gestire. C'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per poter partecipare, è sempre bello ascoltare la sua trasmissione. Grazie. Allora, ho 2 o 3 logiche da chiedere al suo ospite. La prima è guerra dei dazi. Non so perché usano il termine guerra, perché è trattativa, e voglio spiegarvi perché. Se io prendo un container, lo carico con 10.000 euro di prodotto, lo mando in America,
Los Angeles, pago $25 di dogana. Se lo stesso container lo prendo dall'America, carico lo stesso prodotto e lo mando in Italia, pago 4.000 euro di dogana. Perciò è normale che l'America ha le sue aziende che vogliono esportare, ma l'Europa glielo impedisce. E questo l'abbiamo visto anche con le macchine cinesi che vogliono sopracaricare il dazio per fare in modo che non entrino nel mercato europeo, considerando che a noi le macchine elettriche servono per inquinamento e per altro. Secondo, intelligenza artificiale. Ho 4 figli a Los Angeles, loro utilizzano giornalmente i taxi, fanno la spesa direttamente con i droni e hanno una vita estremamente comoda. La domanda è: quando in Italia arriveranno i taxi senza conducente e tutti i taxisti che fine faranno? E questo lo stanno già calcolando anche sulle insegnanti, di avere nelle scuole i robot con intelligenza artificiale. Allora, la nostra politica viaggia sul Panda, il mondo viaggia sulla Ferrari. Ok. Buona giornata. Grazie. Ok, sono due... È un mare magno. Sì. Allora, dazi. Evidentemente il signore che ha parlato è più preparato di me. Io francamente vi direi delle sciocchezze, perché non è un tema che seguo e non ho le competenze per parlare della guerra dei dazi, che mi pare una presa di posizione molto politica e molto rivolta all'elettorato interno americano in questa fase. Dopodiché, invece, sono più preparata sulle tecnologie, perché è il mio pane. Io faccio progetti di ricerca e sviluppo industriale di mestiere, cioè non è che li faccio io, li seguo con project management, li seguo, li scrivo, li seguo, li rendiconto. Allora, i droni e l'intelligenza artificiale sono due cose leggermente diverse. L'intelligenza artificiale è una cosa di cui abbiamo appena scalfito la superficie. È una rivoluzione pazzesca che dobbiamo capire se ci travolgerà o ci solleverà nel prossimo futuro. Quando sento parlare delle macchine a guida autonoma, io immagino un futuro in cui non avremo bisogno di possedere una macchina e parcheggiarla sotto casa, ma affitteremo un servizio. Quando ci serve la macchina la chiamiamo con un'app, ci viene a prendere, ci porta dove dobbiamo andare e poi la salutiamo. E trovo che questo sistema potrebbe rivoluzionare le nostre città in meglio. Sì, certo. Così anche il trasporto pubblico potrebbe essere estremamente più on demand, estremamente più capillare, estremamente più efficiente ed efficace. E quindi la vedo anche in senso positivo, la rivoluzione in questo senso. Che fine faranno i tassisti? Temo che faranno la stessa fine delle dattilografe quando è arrivato il personal computer. Ed è abbastanza normale che sia così, perché a un dato momento la tua professione non serve più. Però non è una prospettiva a corto raggio, perché ora che l'Italia si adegui proprio sulla normativa che regola queste cose, sul codice della strada, passeranno decenni. Per cui i tassisti di oggi non è che debbano immediatamente cominciare a preoccuparsi delle macchine a guida autonoma. Avremo sicuramente una fase in cui la macchina sarà in grado di guidarsi da sola, ma ci vorrà comunque una persona che controlla a bordo, no? E quindi per un po' non sarà un grosso problema. Dopodiché la cosa che invece secondo me non può essere è quella dell'insegnamento con i robot. Perché no, l'insegnamento non è soltanto dare delle informazioni e delle nozioni, l'insegnamento è anche un'educazione, è anche insegnare a pensare,
è anche dare un esempio, è molto molto di più, è una relazione umana. E anche, faccio riferimento anche alle mie esperienze, e anche capire quello di cui un ragazzo ha bisogno in quel o che tipo di spiegazione momento. raggiunge la sua comprensione. Questo è. È una di quelle professioni che sarebbe drammatico se dovessimo sostituirla. Abbiamo, come sempre c'è un ingolfamento perché dobbiamo andare in pubblicità e c'è una telefonata. Allora io chiedo soltanto a chi è in linea se rapido, sentiamo adesso, se no andiamo in pubblicità e poi torniamo. Rapida, buongiorno. Buongiorno. Silvia. Buongiorno. Ciao Silvia. Allora io invidio queste persone che si preoccupano dei dazi, perché io sinceramente in questo momento sono preoccupata di tutte altre cose, delle esternazioni del Presidente degli ex Stati Uniti, perché non li riconosco più, cioè occupare la Groenlandia a tutti i costi, con la forza, anche addirittura non so, la Danimarca, c'è questo doversi armare in Europa, perché sono cose veramente che mi tengono così lontana dagli altri problemi. E poi i problemi ci sono, i problemi sono antichi, la disoccupazione, la povertà, la gente che non ha da mangiare, i rifugiati chiamiamoli come volete, clandestini, la stessa cosa, sono esseri umani che dormono in strada, al ghiaccio, e quello che dà fastidio non è il fatto che un essere umano dorma al ghiaccio, quanto faccia disordine, che sì, è anche legittimo, anche a me darebbe fastidio, però il problema dall'alto è quello che una persona dorme al ghiaccio, e questo ai nostri governanti e purtroppo anche alla gente non fa più nessuna emozione, non dà più nessun interesse. Ecco, a me di dazi posso dire non me ne frega niente, perché peggio di come andiamo adesso è impossibile. Grazie e buongiorno. Grazie alla signora Silvia, andiamo in pubblicità, poi torniamo. Io avevo... Allora, rientriamo in studio, c'è una telefonata, ci sono delle mail, intanto facciamo vedere la mail la vignetta di Englaro sui cassonetti intelligenti. Perché i vola via se no se bora? Perché i sei intelligenti, dice la vignetta. Allora, vogliamo commentare l'intervento della signora Silvia? L'intervento della signora Silvia era un grido d'allarme su cui non si può non concordare. Cioè adesso il problema, al di là dei dazi, il problema è l'instabilità internazionale e la paura che abbiamo. Sì. Anche della reazione incomprensibile dell'Unione Europea. L'Unione Europea nasce per garantire la pace, su questo garantire la pace in Europa. Su questo volevo un attimo intervenire, però c'è una telefonata, chiedo alla persona solo se ha un attimo di pazienza, se vuole ascoltare, oppure se ha impegni e vuol dire subito la sua. Pronto? Pronto, sono Gino. Buongiorno. È un tema quello che voglio dire. Volevo chiedere alla signora cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle del fatto che la Christine Lagarde, presidente della BCE, ha detto che entro quest'anno vuole fare l'euro digitale. L'euro digitale è un cambio strategico di quello che è tutto un sistema economico che diventa un sistema di controllo, e quindi un calo della democrazia che già è arrivata a un minimo mostruoso in Europa, e quindi ci si avvia verso una dittatura che si completerà anche con tutto quel discorso sulle armi, le armi eccetera, e anche i militari, no? Avere tutto sotto controllo. Inoltre un'altra cosa volevo chiedere, sempre sul discorso dei dazi, utilizzando l'allegato ottavo,
praticamente Trieste diventerebbe un porto libero e quindi le merci che arriverebbero nel porto di Trieste non pagherebbero dazi da nessuna parte e neanche in entrata nei vari paesi, perché sarebbero provenienti da un paese inesistente. Volevo un commento anche su questo. Okay. Grazie, buongiorno. Mi accodo solo un attimo per la questione che riguarda l'Europa. Se non si ravvisa, e a me pare che sia così, uno scollamento gigantesco fra il sentire della gente e la politica che porta avanti l'Unione Europea, von der Leyen, la von der Leyen, perché è qualche cosa di, voglio dire, io sarò in piazza a Roma il 5 a protestare su questo. Insieme alla comunità del Movimento 5 Stelle locale e tutto il Movimento 5 Stelle nazionale. Sì, lo scollamento è impressionante. Adesso al di là poi di quello che uno può pensare. Però. Noi viviamo un momento, almeno in Italia, un momento di grave crisi sociale in cui avremmo bisogno di investire in determinate cose. Ci si chiede di fare uno sforzo per un enorme investimento bellico. Dove è facile sgamare il fatto che dietro a queste cose ci sia la necessità da parte tedesca di convertire le industrie. È evidente. E allora, temo di essere poco preparata sull'euro digitale, nel senso che direi di nuovo delle sciocchezze perché non ne conosco le implicazioni pratiche, non le ho approfondite. Io sono un po' meno spaventata del Signore in generale su queste cose, però non avendo approfondito non me la sento di dare un'opinione. Invece sono molto spaventata da Riarmo, questo sì. Non tanto dall'idea che l'Unione Europea diventi finalmente una federazione di stati e provi ad elaborare una politica difensiva comune, con un esercito comune, con delle strutture comuni. Questo mi pare un'evoluzione positiva, ma non nel senso in cui viene portata avanti oggi. Trovo che lo scollamento sia veramente enorme. E non solo in Italia, mi pare che tutti i paesi europei vivano lo stesso gap tra quello che sente la popolazione e quello che evidentemente vorrebbero portare avanti i governi. Sentiamo la prossima telefonata, poi abbiamo delle mail che leggeremo più avanti. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ci senti bene? Sì, insomma abbastanza. Prego. Perché io non sento la mia voce. Ah, ok. Niente, io telefono purtroppo per un'altra cosa che mi è successa così sulla mia pelle. Ho ricevuto una telefonata dal mio avvocato ieri sera alle 10 che oggi verrà messa un articoletto sul giornale. Io per appunto sono Pisadiego, indagato per una questione di passer che purtroppo mi sono trovato coinvolto in questa situazione. Oggi appunto leggo mio nome e cognome via tutto quanto per aver portato da Lubiana a Trieste 5 persone che mi sono salite in macchina con prepotenza e che io sono già parecchi anni che mi difendo con il mio avvocato, mi ha costato una fortuna e pensavo che probabilmente andrà anche sul giornale, sul vostro telegiornale, le mie diciamo nome e cognome all'interno del Cubitali. Io non sono spaventato perché mi ritengo esattamente proprio che non c'entra assolutamente questa storia, perché sono tutto albanesi, gente che io neanche non conosco. Okay. Però il fatto di trovarmi appunto in prima pagina sul Piccolo, quando io ieri non ero neanche diciamo informato di questo, mi sembra veramente tanta roba per me, per la mia famiglia, i miei figli, e il mio lavoro e tutto quello che necessito in fondo. Okay. So che l'intervento non è diretto e non era questo il momento giusto, però... No, ma ha fatto bene a segnalarlo, poi dopo logicamente in questo tipo di cose
se un articolo appare sul piccolo, non è che noi possiamo far da sponda eventualmente in questo senso, però poi... Vabbè, ormai l'articolo c'è, sì. Però bisogna... il mio avvocato ha potuto fare niente. Dico, Okay. solamente, ho visto che io ho mandato anche una mail, io spero che questo articolo verrà cancellato prima possibile. Sì. Ok, grazie. Per questo intervento, ripeto, posso dire anche bruscamente, bisogna chiamare il piccolo, insomma, per queste cose. Sì, ho già mandato una mail bella chiara. Ok, grazie. Allora, dunque, mail. Possono le circoscrizioni controllare e segnalare il corretto uso del suolo pubblico come i marciapiedi da parte degli esercizi pubblici? Oltre ai tavolini ci sono lavagnette per i menù, pile di cassette di verdure in esposizione e fioriere per delimitare gli spazi. È tutto in regola o qualcuno rosica suolo calpestabile a proprio beneficio? Sì, le circoscrizioni possono fare segnalazioni in questo senso, ma esiste un ufficio preposto in comune a cui ci si può rivolgere se si ha dei dubbi, no? L'occupazione suolo pubblico viene assegnata da un ufficio comunale che si chiama proprio così, ufficio occupazione suolo pubblico. Ha proprio questo nome. Sì. E quindi lì si può chiedere di fare delle verifiche se uno ha dei dubbi. E esiste anche una parte della polizia locale che è deputata a fare questi controlli e fare le sanzioni se qualcuno esce dal seminato. Adesso io non ho, a me non danno molto fastidio le fioriere e le cassette di frutta piuttosto che le insegne rimovibili dei locali. Chiedo scusa. Quello che mi infastidisce invece è l'eccessiva occupazione da parte dei tavolini di alcune aree della città e penso soprattutto a Piazza della Borsa. Okay. Perché davvero, se uno da Piazza della Borsa gira in via del Teatro per andare verso il Verdi, sì, si rende conto che il passaggio è diventato strettissimo. E quella mi pare un po' eccessiva come occupazione del suolo pubblico, ok? E lì credo che forse bisognerebbe metterci mano. Non è la mia circoscrizione, non sono più in consiglio. Qual è quella? La quarta? Sì, la quarta. E poi c'è Bressan del PD, quindi chiedo a lui. Sì, lì secondo me bisognerebbe dare un'occhiata, ma voglio dire, è proprio lì in centro. Forse bisognerebbe chiedere all'ufficio come mai ha dato queste concessioni così ampie, no? Siamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io mi associo un attimo a quello che ha detto la vostra ospite, no? Io non sono Movimento 5 Stelle o quello che è, però veramente il discorso dell'Europa è stata costruita per la pace. Cioè il fatto, diciamo così, che ci siano 31 esponenti di Stato, capi di Stato, che si uniscono in Francia e che Macron fa il galletto con quell'altro inglese lì che non si sa dove sia arrivato, che non fa neanche parte dell'Europa, e poi quell'altro crucco, veramente è preoccupante. Cioè io dico, facciamo sciopero perché non c'è lavoro, perché non facciamo sciopero per la pace? Cioè veramente fermare il continente, fermare l'Italia, perché questi deficienti non possono costringerci ad accettare dei piani che sono tremendi, sono mostruosi. Cioè, se noi leggiamo quello che io stamattina ho letto tutti i giornali, se noi leggiamo quello che scrivo, questi sono pericolosi e purtroppo se non si impara dalla storia, e noi di storia di guerre riconosciamo, la storia si ripete, veramente si ripete. Io dico, cioè, dovrebbe esserci la von der Leyen, che è una guerrafondaia, perché ha fatto la ministra della difesa in Germania e non può venire fuori con un piano di riarmo. Cioè, ce ne rendiamo conto? Noi parliamo dei nostri giovani che vanno all'estero a imparare. Cosa dobbiamo farli venire in Italia, dobbiamo tenerli in Europa per mandarli a fare la leva, a farli trucidare? Cioè io veramente sono allibito di questa ignoranza tenebrosa
di queste persone che ci comandano. Lasciate stare tutti gli altri problemi. Questa è una cosa importante, cioè veramente qui ragazzi siamo di fronte ad un pericolo, perché la Russia non si ferma se vanno gli europei in Ucraina, non si ferma. Adesso è arrivato Trump, vuole capovolgere le cose, adesso tutti gli altri qua che erano in giro non facevano niente, non hanno mai detto niente, adesso tutti tanto si svegliano, fino a ieri gli hanno dato le armi. E oggi cosa facciamo? Solamente per opporsi a Trump, cioè veramente preoccupante. È veramente preoccupante. Grazie. Questo è un po' il mio commento. Grazie, buongiorno. Grazie. Poi qui approfitto perché qui c'è una domanda polemica, però dice: non si sente leggermente a disagio ad essere in perfetta sintonia con Salvini sulla politica della cosiddetta pace con la Russia di Putin? Un po' sì. Vabbè, in realtà Salvini si è svegliato stamattina e noi ne parliamo da un bel po' di questo, cioè che ne parliamo dall'inizio, dallo scoppio della crisi, che la trattativa era l'unica strada, e che far guerra con la Russia è fuori discussione. Dopodiché tutti i distinguo morali sul fatto che la Russia sia una dittatura e che abbia di fatto invaso l'Ucraina ci stanno, ma noi siamo i paesi dell'Unione Europea, dobbiamo portare avanti una politica di pace e di cooperazione e di dialogo, non di riarmo e di guerra. I venti di guerra di cui parlava il Signore prima stanno soffiando sempre più forti e sempre più spaventosi. La situazione di crisi economica che sta vivendo un po' tutto il mondo in questo momento ricorda tanto altri momenti della storia. Vero. Questo è anche vero. Sono andata a sentire Bersani qualche giorno fa e lui ha detto una cosa che mi ha colpito e mi ha detto: quando si comincia a maturare l'avvento di un assolutismo, di una dittatura, quando comincia a salire questo vento, la prima cosa che si fa è tentare di riscrivere la storia, di mistificarla. E io vedo anche questo in atto continuamente in Italia, continuamente. E in questa zona più che altrove. E quindi sono francamente spaventata, come i signori che hanno telefonato. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Mi sì, buongiorno. Mi sentite bene? Sì. Buongiorno a lei Bosacci, alla registrazione, ai gentili ospiti e tutti i telespettatori di Tele4. Io vorrei intervenire per dare un aiuto, ai gentili ospiti inerente a tre temi. Il primo tema, per semplificare il discorso dell'euro digitale. Allora, l'euro digitale per noi popolo è una immensa truffa e lo spiego anche perché. La prima perché è dunque controllato dalla Banca Europea, che voglio ricordare che è un organismo privato che persegue interessi privati. Di conseguenza la scelta di aumentare la quantità di euro, diminuire, è in funzione non tanto alla benessere della popolazione, ma tanto un discorso di pura finanza. Secondo, l'euro digitale ha una parolina un po' inquietante. Adesso sto dando a memoria, mi sembra che si chiama un euro digitale permeabile. Permeabile significa che prendiamo un esempio con l'idea del sogno verde che sta portando avanti l'Unione Europea. E qua non scherzano, c'è tutto quanto scritto, basta andarlo solo a verificare sui siti dell'Unione Europea, funzionerà più o meno così. Allora io alla domenica prendo la macchina, vado a farmi una gita, consumo un pieno di benzina, al lunedì vado dal benzinaio, mi si blocca il wallet, che sarebbe il portafoglio dove sono i miei euro digitali, e mi arriverà un messaggino in cui si dice: non puoi fare il pieno di benzina perché ieri hai inquinato abbastanza. Ci sarà un controllo sociale molto invasivo, peggio di quello cinese. Questo è uno. Secondo, volevo ricordare che al gentile ospite, proprio per darle un aiuto,
del famoso manifesto di Ventotene, in cui i nostri politici italiani e anche europei se ne riempiono, diciamo, la bocca, però nella realtà dei fatti non hanno approfondito che cosa sta scritto in quello scellerato, diciamo, come si dice, manifesto di Ventotene. Nel manifesto di Ventotene, adesso sto semplificando, tra pagina 40-45 per capire il confine e il manifesto scritto in inglese, riassume quello che sarà l'Europa, riassume. Scritto, secondo me era un tossico che scriveva, perché ha scritto delle cose veramente orribili. Allora, il primo è la dichiarazione che il popolo se vota, ripeto, il popolo se vota sbaglia. Il secondo, l'Unione Europea dovrà essere, il popolo dell'Unione Europea dovrà essere, diciamo, gestito da una classe illuminata, ripeto, classe illuminata, in cui il cittadino si trasformerà da cittadino in servitore dello Stato. E ogni Stato dovrà sciogliere, adesso sciogliere non è la terminologia esatta, ma rende l'idea perché sto tornando a memoria, la sua nazionalità e confluire, diciamo, in un superstato. Come vedete, margini, diciamo, di democrazia ce ne sono praticamente zero. Volevo aggiungere che ci sono dei studi, per rispondere al gentile telespettatore di prima, ci sono dei studi psichiatrici veramente importanti che, diciamo, hanno studiato le malattie mentali dei potenti della Terra. Parliamo di quelli che ci distinguono. E hanno scoperto che questi qua sono dei malati mentali perché fondamentalmente sono cresciuti senza conoscere la parola no. Ultimo sulla guerra che noi stiamo vivendo, la gentile ospite dice sì, ecco, assumiamo perché poi dopo c'è un deragliamento. Allora, intanto grazie per tutto questo aiuto. Penso che mi informerò per altre vie, sì, perché ho avuto un sentore di complottismo sul controllo della benzina, dell'inquinamento, eccetera, che so essere un cavallo di battaglia di un certo gruppo, di un certo comune sentire di alcune persone. L'Unione Europea non sta andando in quella direzione. È vero che i mezzi digitali favoriscono la possibilità di un maggiore controllo, è vero. E bisogna capire che limiti si dà anche dal punto di vista normativo al controllo che noi autorizziamo gli Stati a esercitare sulle popolazioni. Primo. Secondo, il manifesto di Ventotene. Allora, il manifesto di Ventotene è stato scritto da antifascisti al confino. Sì. E si trattava di socialisti e comunisti. È chiaro che c'è dentro tutta una certa visione, è chiaro, però è anche la base di quello che poi è diventata l'Unione Europea. È un comune sentire anticonflitto, contro la guerra. Senza quel manifesto e quella corrente di pensiero non ci sarebbero stati 75 anni di pace nel continente europeo. Punto. E noi siamo qui a parlare di problemi tutto sommato relativi perché abbiamo avuto 75 anni di pace e benessere garantiti dal pensiero che nasce da quel manifesto. Quindi direi che è ora di smetterla di infangare memorie nobili, perché quella è una nobile memoria. Grazie alla coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie.